Isaiah Ogobe, 31 anni, rimane in carcere. Il nigeriano che giovedì mattina ha usato violenza nei confronti di una 35enne autista di pullman di una ditta privata di trasporto pubblico extraurbano, al momento rimane dietro le sbarre. Lo ha disposto il Tribunale di Vicenza, ma il passo successivo, il provvedimento atteso è un altro e il questore di Vicenza si è già attivato. È chiaro che attiveremo, abbiamo già attivato tutto il procedimento amministrativo per l'espulsione e lo allontaneremo dal nostro territorio, questo è fuori di dubbio. Ed a Aversa, nel Casertano, il ministro degli interni Matteo Salvini, durante un comizio saputo dell'accaduto, precisa. Ho letto che oggi un immigrato di 31 anni irregolare ha provato a violentare un'autista donna di un autobus. Grazie al decreto sicurezza questo infame può essere espulso e rimandato a casa sua. Ma intanto Isaiah Ogobe è arrivato in Italia nel 2016 richiedente asilo, si è visto rigettare la domanda, compresi tutti i ricorsi, fino ad entrare in clandestinità, ma dal nostro paese fino ad oggi non si è mai mosso, anche se sembra avesse presentato una domanda di rimpatrio volontario. Già arrestato una quindicina di giorni fa dalla Polfer Vicentina, è aggressivo e recidivo negli atteggiamenti. Ha anche reagito nei confronti dei nostri agenti e più volte, e quindi anche questo un scarsissimo rispetto dell'autorità, delle istituzioni e delle leggi dello Stato. In spregio ad ogni valore istituzionale delle persone, quelle persone che hanno collaborato attivamente con le volanti prontamente giunte sul posto. Sulla base delle informazioni che hanno acquisito sul posto e quindi la fotografia, le indicazioni fatte da tutti i cittadini, si sono messi alla ricerca e l'hanno individuato e lo hanno reso inoffensivo.